È stato un weekend pasquale di grande festa per tutta la Valpolicella e in particolare per Negrar, che è la perla inserita proprio nel cuore di questa splendida Valle Scaligera. Dopo il Palio del Recioto, vale a dire la festa dei vini più pregiati della Valpolicella, è stata la volta il martedì dopo Pasqua, come da tradizione, del Gran Premio Palio del Recioto, giunto quest'anno alla 61esima edizione, che metteva in palio anche il trofeo CEF Resinatura Blocchi. 166 gli atleti che si sono schierati ai nastri di partenza di questa manifestazione, che al mattino ha visto protagonisti tanti e giovanissimi, tante famiglie, per il Recioto Sprint, appuntamento classico, dicevamo, per i migliori under 23 al mondo e soprattutto per i tanti appassionati delle due ruote, in una splendida giornata di sole, una giornata davvero speciale, quella iniziata con l'abbassamento della bandiera a scacchi da parte del sindaco di Negrar, vale a dire Roberto Grison, in compagnia del presidente di Valpolicella Best, società organizzatrice del Palio del Recioto, l'avvocato Alessandro Comin Chiaramonti. 148 i chilometri da compiere per questa classica del martedì di Pasqua, ribattezzata come la corsa dei sogni, perché da qui sono iniziate le carriere di tantissimi corridori. Basti ricordare che l'albo d'oro del Palio del Recioto, con i vari podi che si sono succeduti nelle prime 60 edizioni, copre l'intero arco delle gare più importanti del panorama professionistico. Tutte le classiche monumento, tutti i grandi giri sono stati vinti da atleti che hanno brillato al Palio del Recioto. Grande attesa dunque anche in questo 2024 per una gara che si corre su un tracciato decisamente rinnovato, con 5 tornate iniziali che propongono subito i passaggi sul muro di Via dei Ciliegi. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio a questo tratto di salita, una salita che supera il 20% in alcuni tratti di pendenza e che ha messo subito a dura prova gli atleti in gara. Poi si scende, si risale verso la curva del Ferrar nell'abitato di Iago, per ridiscendere e affrontare la parte pianeggiante del circuito iniziale. Il finale invece sarà simile alle passate edizioni, con la lunga salita verso il Gran Premio della Montagna di Fiamene, dove si scollinerà e si andrà ad affrontare gli ultimi 15 km di discesa per raggiungere il centro abitato di Negrar. Inizio tambureggiante per il Palio del Recioto 2024, con i primi 50 km che scorrono via velocissimi. C'è tanta bagarre in testa al gruppo, la fuga fatica ad evadere, quindi tanti scatti, ritmo alto, e il plotone che, lo vedete, si allunga, si spezza in più tronconi per poi tornare a raggrupparsi nei tratti di discesa. Con le nostre immagini ci spostiamo al chilometro 70, quando a prendere il largo è finalmente la fuga di giornata, composta da 6 atleti. Si tratta di Pietro Sterbini del team Tecnipes in Emilia Romagna, insieme con lui Mate Hadden della Ara Skip, quindi il veronese Marco Palomba della General Store SGB Fratelli Curia, Roman Ermakov del Cycling Team Friuli Victorious e Sebastian Puzzi insieme al compagno di squadra Simen Eversen della Tirol KTM. Questi 6 atleti proseguono di comune accordo e riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 3 minuti sul gruppo. Un plotone che, come vedete, è ancora molto folto. Infatti, dopo che questi 6 atleti hanno guadagnato terreno sul resto della corsa, il gruppo ha rallentato l'azione, consentendo quindi una serie di rientri. Pubblico delle grandissime occasioni radunato in Valpolicella in questo martedì dopo Pasqua, giornata feriale, ma con tantissimi appassionati che non potevano mancare sulle strade di Negrar e di tutta la Valpolicella. Un pubblico degno di un grandissimo evento qual è ormai il Palio del Recioto, gara in grado di richiamare l'attenzione di atleti e squadre provenienti da tutti e 5 i continenti, società che arrivano qui, le più prestigiose, puntando dritte al successo. Un successo che lo scorso anno aveva premiato l'olandese Timen Grat della Jumbo Visma, ed è proprio la formazione olandese a guidare l'inseguimento ai 6 battistrada. Insieme con i ragazzi gialloneri ci sono gli uomini della Colpac Ballan MBH Bank e quindi anche quella della VF Group
Bardiani CSF Faisanè. Infatti una corsa questa che mette insieme sia le formazioni professional, sia le formazioni development collegate ai Team World Tour, sia le formazioni dilettantistiche tradizionali a cui siamo abituati. L'importante è che gli atleti siano under 23. E intanto con le nostre immagini ci siamo spostati al chilometro 120 quando inizia il tratto di salita conclusiva che conduce verso Fiamene. Al comando rimangono in 2 dei 6 battistrada. Si tratta dell'austriaco Sebastian Putz della Tirol KTM, insieme con lui il russo Roman Ermakov del Cycling Team Friuli Victorious, ma su di loro stanno per piombare i migliori di giornata. Infatti alle spalle degli attaccanti si sta muovendo la VF Group Bardiani CSF Faisanè, che mette in testa Matteo Scalco a dettare il ritmo forsennato che va a selezionare il gruppo. Una volta che si sposta Matteo Scalco è la volta di Giulio Pellizzari, che impone un'accelerata impressionante e se ne va in compagnia del colombiano Diego Pescador. Su questi due atleti rientra anche Alessandro Pinarello, si forma così un terzetto al comando della corsa che va a riassorbire tutti gli attaccanti della prima ora, e questi 3 atleti proseguono di comune accordo con una ventina di secondi sui più immediati inseguitori. Da segnalare che Pinarello e Pellizzari sono rispettivamente il terzo e il secondo della passata edizione. I 2 ragazzi della Bardiani infatti avevano chiuso alle spalle di Timen Grat e ora quest'anno sono qui in Valpolicella per provare a conquistare questo importantissimo alloro. Si spezza l'accordo in testa alla corsa, prima ci prova Giulio Pellizzari che ha qualche problema meccanico, quindi ad accelerare è Alessandro Pinarello, il trevigiano della Bardiani VF Group CSF Faisanè. Fa la differenza, sulla sua ruota si porta il colombiano Diego Pescador, mentre per Giulio Pellizzari proseguono i guai meccanici e quindi Pellizzari è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciare strada ai 2 battistrada che scendono velocissimi verso Negrar. Il loro vantaggio è di circa 30 secondi su un drappello di una decina di unità che sono i più immediati inseguitori. Ormai la vittoria è a fare fra questi 2 corridori, in testa Diego Pescador della GV Erco Shimano, sulla sua ruota Alessandro Pinarello della VF Group Bardiani CSF Faisanè. Questi 2 atleti sono già nell'abitato di Negrar, si apprestano ad affrontare le ultime centinaia di metri che andranno ad incoronare il migliore della 61esima edizione del Gran Premio Paglio del Recioto trofeo CEF Resinatura Blocchi. Rimane in testa Diego Pescador, sulla sua ruota attentissimo Alessandro Pinarello, si è stretto anche gli scarpini poco fa. Ultima curva per i 2 battistrada che si mettono nello splendido viale della Rimembranza nel cuore di Negrar, gremito di pubblico, tutti pronti ad applaudire i grandi protagonisti della corsa dei sogni. Lancia una volata lunghissima Diego Pescador, ma quando mancano 200 metri esce di prepotenza Alessandro Pinarello. Il trevigiano della VF Group Bardiani CSF Faisanè va quindi a completare il percorso in 3 ore 54 minuti e 15 secondi e si aggiudica questo straordinario successo davanti al colombiano Diego Pescador. Per Pinarello si tratta di un ritorno al successo a 3 anni di distanza dalla sua ultima vittoria su strada. Alle loro spalle intanto si sprinta per la medaglia di bronzo e ad aggiudicarsi la volata è l'austriaco Sebastian Putz della Tirol KTM Cycling Team, che va a precedere il beniamino del pubblico di casa Edoardo Zamperini dell'UC Trevigiani Energia Pura Marchiol, costretto ad accontentarsi della 4ª piazza. Quindi seguono Caiamini, Novak, Scalco, Pellizzari, Nordhagen e Skretl. Grandi applausi dunque per Pinarello, Pescador e Putz che vanno a salire sul podio. Per loro anche i complimenti di 2 grandissimi come Gilberto Simoni e Maurizio Fondriest, insieme con loro anche l'amministrazione comunale di Negrar e il presidente di Valpolicella Best Alessandro Comin Chiaramonti. Si chiude così un'altra grandissima edizione del Gran Premio Paglio del Recioto. Alessandro Pinarello, finalmente il Paglio del Recioto è tuo, finalmente il Paglio del Recioto è della VF Bardiani Group. Che dire, finalmente sì, perché l'anno scorso secondi e terzi non è stato bellissimo, quest'anno la vittoria e poi il risultato pieno dopo diversi anni e sono contento. Un urlo liberatorio il tuo sulla linea d'arrivo? Sì, è 3 anni che non vincevo, è il terzo anno che sono under 23 e mancava la vittoria, insomma da junior ho vinto spesso, quindi la vittoria mancava, ecco.
Presidente, Alessandro Comin, Chiaramonti, Valpolicella Best promossa. Oggi anche il sole vi ha portato fortuna, tantissima gente sul percorso. Tantissima gente sul percorso, è stata veramente una gara bellissima. C'è molta fortuna che aiuta, il tempo è stato strepitoso nonostante quelli che erano i giorni scorsi sono stati veramente preoccupanti. È andata benissimo, è andato tutto bene, la gara è stata un'ottima gara, non ci sono stati incidenti, cosa fondamentale, è stata veramente una bellissima giornata, meglio di così sarebbe stato difficile. Alessandro Pinarello, uno dei più talentuosi del panorama italiano, cercava questa vittoria da 3 anni. Il Palio del Recioto è davvero la corsa dei sogni. Sì, è la corsa dei sogni, io sono felice per lui, anche perché come ha detto era arrivato terzo e aveva sofferto molto il terzo posto, è una gara importante per chi si affaccia al professionismo, tutti quelli che passano di qua sono destinati al professionismo e a un gran professionismo. Sappiamo che il palmarès di questa corsa ha laureato dei campioni che oggi sono dei campioni strepitosi. Auguro tutto questo a tutti coloro che hanno partecipato, non solo a chi è arrivato davanti. Roberto Grison, sindaco di Negrara di Valpolicella, oggi è stata una giornata di festa per tutta la città e tutta la Valpolicella. È stata una giornata splendida, il tempo ci ha voluto bene, si è concluso un 70° palio del Recioto e un 61° palio della corsa ciclistica. Direi che oggi è stata anche una gara entusiasmante. Ha visto un grande impegno dei corridori, ne sono arrivati pochi come al solito per l'importanza e la durezza del percorso. A noi ha fatto piacere che abbia vinto anche un italiano dopo vari anni.